Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i cavalli della prima corsa e la prima batteria del Memorial Vincenzo Gasparetto. Sono in 7 anziani al via con i favori al gioco per Azdora e Giampaolo Minucci con il numero 4. 1-0 Gravity Giorgio Cassani, 2 Satana Sofì, Tommaso Gambino, 3 Uragano del Pino, Maurizio Cheli, 4 Azdora, Giampaolo Minucci, 5 Achille BLV, Enrico Bellei, 6 Zimmi Cub, Antonio Di Nardo, 7 Verdon VF, Alessandro Gocciadoro. Allenamento completato e autostart che va a raccogliere i concorrenti dietro le sue ali. Problemi per Satana Sofì che non era bello neanche nelle false partenze, si ritrae dal 6 Zimmi Cub. Si parte con Uragano del Pino affiancato subito da Azdora. Va davanti Uragano del Pino nei confronti di 0 Gravity, insiste Azdora che è già a 1600 metri dalla conclusione davanti. Nei confronti di Uragano del Pino all'esterno Achille BLV, poi 0 Gravity, ancora Verdon VF chiuso alla corda da Zimmi Cub. Avanza al largo Achille BLV dopo 200 metri passati in 14,8 e prova ad andare all'attacco di Azdora. Non lascia rifiatare la leader Enrico Bellei che dà la punta di velocità, mette qualcosa avanti all'avversaria dopo 400 metri in 28,6 con una frazione in 13,8, passa Achille BLV nei confronti di Azdora. E allora Enrico Bellei ha ottenuto la testa con grossa spesa, ma adesso può controllare le operazioni. Azdora in seconda posizione, 43,1 per i primi 600 metri di corsa davanti alle tribune, Achille in vantaggio, Azdora che lo segue. Poi Uragano del Pino, mentre risale all'esterno Zimmi Cub, trascinandosi ovviamente Verdon VF che lascia la corda per andare in seconda pariglia, 57,8 con una frazione in 29,2 questi 800 metri di corsa. Achille BLV numero è in vantaggio, 2 Azdora lo Satanasso segue. FI Ancora squalificato. Uragano del Pino con a lato Zimmi Cub, il chilometro della testa in 1:12,9. Achille BLV continua a guidare nei confronti di Azdora che è richiesta per starle in scia. Uragano del Pino in terza posizione sopravanzato da Zimmi Cub, Verdon VF che aspetta ancora per mettersi in moto a 400 dalla conclusione, 14,4 la dritta di là, 1,27,3 1.200 è in netto vantaggio Achille BLV nei confronti di Azdora, di Zimmi Cub, di Verdon VF, cala Uragano del Pino a 300 dalla conclusione, Achille BLV che ha sempre 3 lunghezze da gestire nei confronti del resto del gruppo, la curva in 14,5, la retta d'arrivo per Achille BLV che è in vantaggio nettissimo, scatta Verdon VF per venire a prendere una piazza, ma Achille BLV ha chiuso la partita. Achille BLV che vince facile nei confronti di Verdon VF, al terzo Zimmi Cub, al quarto va in finale Azdora. 1,56,9, 1,12,9 il ragguaglio cronometrico con 29,6 la chiusa in surplus. Enrico Bellei che guida e allena per Salvatore Giannusa, il successo del figlio di Ganymede che strappa forte a partire e passa su Azdora e poi controlla in percorso di testa il successo di Achille BLV, Enrico Bellei.